Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Questa mattina parliamo in maniera diffusa di cosa fa la Croce Rossa italiana e iniziamo per capire qualcosa che sembra scontato ma poi scontato non è. Iniziamo con il presidente del comitato della Croce Rossa italiana del comitato di Padova. Do buongiorno a Luigi Bolognani. Buongiorno e benvenuto. Grazie. La prima cosa che va immediatamente ridimensionata, la Croce Rossa italiana, magari sto per dire un'ovvietà, non sono soltanto le ambulanze. La Croce Rossa fa tante cose. Iniziamo a dire che cos'è la Croce Rossa, cosa fa, quali sono gli ambiti in cui siete impegnati. L'ambulanza è il nostro biglietto da visita più evidente perché è sulle strade e perché purtroppo capita di vederle intervenire in molti contesti. Croce Rossa però nasce come movimento internazionale, dalle sue origini come soccorso ai feriti in guerra e poi si è sviluppata negli anni, nei secoli, anche perché quest'anno celebriamo il 150° anniversario della Croce Rossa. Si è sviluppata con diversi obiettivi in diversi settori e ambiti di intervento. Noi ce ne siamo dati 6 proprio come pianificazione strategica a livello nazionale che dopo si concretizza nel territorio. Sicuramente c'è il soccorso, c'è la tutela della salute delle persone, soprattutto delle più vulnerabili, e questo si concretizza sia col soccorso in ambulanza ma anche con interventi ad esempio di educazione sanitaria, divulgare quella che è la conoscenza delle manovre salvavita. Ma ci sono anche interventi che noi conduciamo nel sociale. Abbiamo una particolare attenzione verso quelle fasce di popolazione che si trovano o nell'emarginazione vera e propria oppure anche nella difficoltà economica sociale transitoria, una tematica molto moderna. Questo aspetto sociale sì. Forse è meno evidente, perché mentre nell'aspetto sanitario uno più o meno l'idea ce l'ha, nel supporto sociale come operate? Perché poi va sottolineato che è un ente fatto esclusivamente da volontari medici, volontari infermieri, volontari soccorritori che fanno un corso proprio e poi guidano le ambulanze, assistono le automediche con il personale. Lei stesso è ovviamente un medico. L'aspetto sociale come viene gestito, da chi viene gestito? Questa parte che è meno evidente ma forse con la crisi è incrementata la richiesta e quindi forse è aumentato anche il vostro lavoro? È un'attività che viene svolta abbastanza in sordina, proprio per la tipologia di attività che viene richiesta dal territorio. E ci sono alcuni progetti che sono rivolti proprio all'emarginazione sociale, cioè alle persone che si trovano in condizioni di vera e propria difficoltà permanente. E pensiamo alla popolazione dei tossicodipendenti, alla popolazione delle donne costrette alla prostituzione, per i quali ci sono delle attività, fra l'altro proprio a Padova un progetto rivolto a queste persone è attivo da molti anni, direi da 20 anni. E poi ci sono delle attività rivolte a quelle famiglie, quei nuclei familiari o a quelle persone che si trovano in una situazione di vera e propria difficoltà economica. Ma cosa fate? Raccogliete fondi per pagare le bollette? Ad esempio c'è una fornitura questi progetti che lei... C'è una fornitura ad esempio di viveri, di spese che servono magari per integrare quella spesa che a fine mese è difficile completare per alcune famiglie e che vengono proprio consegnate ai destinatari finali. A volte direttamente le nostre sedi di Croce Rossa ricevono queste persone e consegnano questi aiuti. A volte invece tramite altre associazioni che presenti nel territorio si appoggiano a noi per ricevere questi... Tipo la Caritas? Tipo la Caritas, tipo anche semplici parrocchie che sono presenti sul territorio o associazioni costituite a livello locale anche da pochi volontari. E distribuite farmaci, vestiti, denaro? Allora, questa distribuzione è principalmente questa distribuzione di viveri. Abbiamo fatto una somma così molto approssimativa e nel 2013 la quantità di viveri che è transitata da Croce Rossa e poi distribuita direttamente alle famiglie o tramite queste associazioni alle famiglie in difficoltà ammontava a 400 tonnellate di viveri in un anno nella provincia di Padova. Quindi una quantità
molto consistente e sulla quale delle famiglie fanno davvero affidamento. Poi ci sono altri interventi per le altre necessità che correttamente diceva, ad esempio il riuscire a avere il farmaco in più per potersi curare o la visita medica specialistica. Questo forse anche per i bambini e gli anziani. E questo no? Per i bambini e gli anziani, infatti abbiamo costituito ormai da alcuni anni un ambulatorio proprio presso la sede di Croce Rossa di Padova, dove solo tramite il lavoro volontario di volontari, medici e infermieri e con il contributo delle infermiere volontarie, che è una nostra storica componente, e riusciamo ad erogare delle visite specialistiche a chi non ha accesso alle strutture pubbliche o ce l'ha a costi che non riesce a sostenere. E pensiamo ad esempio alle cure odontoiatriche che ci vengono molto richieste, e in questo periodo ci vengono richieste non solo da quelle persone, come dicevo prima, tradizionalmente emarginate, ma anche da gente residente che si trova in una difficoltà tale da non potersi permettere le normali cure odontoiatriche a cui siamo abituati. Lei sta dicendo una cosa abbastanza interessante, perché se un tempo probabilmente questo tipo di forme assistenziali andavano a famiglie con del disagio piuttosto marcato, oggi può essere l'anziano che con la pensione di 400 euro non riesce a permettersi una cura, un esame, oppure anche alla famiglia con 2 figli che magari dove c'è uno stipendio, c'è una cassa integrazione e necessariamente bisogna fare delle visite ai propri figli, sa che può rivolgersi a questa realtà. Quali requisiti bisogna avere? Perché altrimenti arriviamo tutti, bussiamo. No. Come si fa ad accedere a questo servizio? Che prerogative bisogna avere? Abbiamo per fortuna una stretta collaborazione con i servizi sociali dei comuni nei quali siamo presenti, quindi la collaborazione con i servizi sociali fa sì che noi riusciamo a ottenere la segnalazione dei casi di maggior bisogno. Poi ci sono anche delle persone che accedono a questo tipo di aiuti pur non essendo censite in queste liste, proprio perché magari pensiamo alle persone straniere in situazione di irregolarità, che non figurano in nessuna lista ufficiale ma che si trovano in condizione di bisogno. Allora per queste categorie così difficili da raggiungere o vengono identificate delle distribuzioni apposite di questi aiuti dove viene fatta una valutazione da parte del nostro personale, oppure si va a fare proprio per le situazioni di massima emarginazione un contatto sulla strada. Nel periodo invernale, ad esempio, eravamo presenti nelle strade cittadine con noi la chiamiamo emergenza freddo, non è un'emergenza perché il freddo arriva ogni inverno, però per chi non ha una dimora diventa addirittura un pericolo per la propria incolumità. Quindi coperte, distribuzione di coperte, e quindi visite mediche sul territorio tramite un ambulatorio mobile a disposizione di queste persone, generi di conforto, quale può essere la bevanda calda, il cibo, lo spuntino che può servire a affrontare la notte con un po' di più serenità. Raggiungete gli ultimi, no? Quelli che anche un po' la società allontana, forse oggi in maniera da una parte più aspra perché siamo tutti peggio, o ci sembra di stare tutti peggio perché stiamo peggio rispetto magari ai detenori anche in cui stavamo anche troppo bene. Che tipo di rapporto c'è con questi ultimi che spesso vengono identificati con persone moleste, fastidiose, pericolose? Guardi, è vero, io penso che la sua analisi sia corretta. La difficoltà quando riguarda un po' tutti porta a inasprire anche i rapporti sociali e anche tenderei a non generalizzare il rapporto che abbiamo con questi beneficiari, perché in realtà ogni situazione è un caso a sé stante e l'approccio che c'è, il rapporto che si crea è diverso di volta in volta. Di sicuro ci sono dei casi che ci danno anche grande soddisfazione umana perché si instaurano dei rapporti continuativi anche con dei nuclei familiari. Maggior soddisfazione ancora quando vediamo che qualche nucleo familiare prima assistito da noi riesce finalmente a riguadagnare una propria autonomia. Addirittura Croce Rossa a livello nazionale, e stiamo cercando di implementarlo anche a livello padovano, ha un progetto nel quale si aiutano queste persone che sono magari fuori dal mondo del lavoro ma anche fuori da una rete di supporto sociale e familiare, a valorizzare le proprie competenze e quindi un pochino a rimettersi in gioco e cercare di recuperare un'autonomia, perché il sostegno così quotidiano ogni giorno rischia poi di costringere le persone in una situazione di bisogno costante. Quindi lei sta evidenziando, visto che appunto ha la frequentazione di questi gruppi emarginati che sono assolutamente eterogenei, se non sbaglio che dare un contributo senza dare una finalità
alla fine emargina ancora di più, cioè allora io ti pago il vitto, l'alloggio, ti do quello che ti serve, però ti impiego a fare un progetto, un'occupazione socialmente utile. È quello che lei mi sta dicendo, che probabilmente bisognerebbe avviare delle politiche sociali di impiego, di attività, e sì che di cose ce ne sono tante da fare, a cui si potrebbero dedicare le persone. Magari è più facile dare i 10 euro, però questo non risolve, perché poi finisce che 10 euro uno se li spende prendendosi una bottiglia di vino È un argomento, sì, questo molto dibattuto anche, perché chiaramente c'è una necessità, un'urgenza di provvedere a quelle che sono le necessità quotidiane vitali. Allora, se una persona non può permettersi un farmaco, non può permettersi il cibo, e questo diventa un vero e proprio supporto che ci sentiamo in qualche modo tenuti a dare proprio con lo spirito del soccorso, di mitigare la difficoltà. Però è correttissimo, si cerca anche di progettare qualcosa, le fondamenta di una crescita, e questo progetto a cui facevo riferimento, fatto in collaborazione con Accenture, è un progetto proprio che serve a valorizzare quelle che sono le capacità magari trascurate dalla persona stessa e che possono dopo aiutare a uscire dalla situazione di indigenza e a rimettersi, in un periodo come quello che conosciamo con le sue difficoltà, rimettersi nel mondo del lavoro. È molto ambizioso come progetto, però i primi segnali nelle zone d'Italia dove è stato implementato sono positivi, perché è proprio il tentativo di anche convincere la persona che si trova nella situazione di bisogno e che è abituata a fare riferimento agli enti caritatevoli che è possibile uscirne, che è possibile raggiungere una maggiore autonomia, e questo si raggiunge anche con la creazione di delle reti di supporto, perché una persona inserita in una rete familiare e sociale ampia e robusta è protetta fino a un certo punto dall'emarginazione. La persona sola, la persona anziana, la persona senza legami familiari, sociali, è quella più a rischio dopo di trovarsi in una situazione da cui è anche in difficoltà per uscire. Alcuni emarginati, di quelli a cui rivolgiamo un supporto, dicevo prima, i tossicodipendenti, che andiamo in stazione. Infatti lei diceva c'è proprio un progetto, se ce lo illustra. Sì, praticamente si tratta di un camper, una struttura come un camper, che portandosi in determinati giorni della settimana in stazione, in piazzale Stazione a Padova, fa da punto di riferimento per delle persone che non hanno un altro punto di riferimento. E io darei a questo aspetto il valore sociale maggiore, nel senso che queste persone hanno spesso con il resto della società questo camper un po' come, mi permetto di dire, unico appiglio, unico contatto, e questo è di grandissimo valore umano. E si avvicinano con diffidenza, si avvicinano sapendo che magari in questo camper sono accolti, mentre nel via vai della stazione, senza appunto criticare nessuno, però ovviamente visto che si annidano tante situazioni, certo, è abbastanza umano che tanti passino e abbiano anche un po' un atteggiamento poco di misericordia, poco di compassione, perché effettivamente voi andate con un camper ad accogliere in stazione, penso che invece tendenzialmente si passi di fretta proprio per non rimanere il minor tempo possibile. Ecco, di fronte a voi come si pongono? Ci sono due approcci diversi da parte di queste persone. Uno è quello limitato al minor contatto possibile, la diffidenza che porta ad esempio a chiedere la sostituzione della siringa sporca con la siringa pulita. Questo è un intervento che facciamo per limitare il danno che purtroppo c'è ancora di trasmissione di malattie tramite queste. Quindi c'è ancora la droga con la siringa in vena? C'è ancora, sì, c'è ancora. È stato qui ci sono fior di studi anche istituzionali sulla mutazione del fenomeno droga, e c'è stato un declino della droga iniettiva perché sostituita da droghe di più facile assunzione, ma pare che si assista ancora a un recupero, soprattutto in modo parallelo rispetto all'inserimento sul mercato di nuove droghe sintetiche ancora più pericolose, ancora più devastanti, spesso fabbricate in laboratori clandestini, e che hanno
un effetto eccitante e pericoloso per l'organismo, che portano spesso queste persone che entrano nel giro della dipendenza da queste sostanze ad aver bisogno ancora della vecchia eroina, che purtroppo non passa mai di moda. E ci sono anche i tossicodipendenti di lunga data che non ne escono. Certo. Lei diceva quindi un approccio limitato a rispondere alla necessità che spinge di venire lì, ma c'è anche da parte di qualcuno che chiede aiuto? C'è qualcuno che vede nei nostri volontari l'interlocutore prediletto per poter esprimere i propri bisogni, che possono essere bisogni concreti, la difficoltà a trovare il vestito per vestirsi o il cibo da mangiare, ma può essere anche la necessità di comunicare, che noi riteniamo tanto importante quanto il cibo e il vestito, perché la persona con un grave stato di emarginazione sociale spesso ha anche una difficoltà nell'esprimere la propria necessità comunicativa con qualcuno, e alcuni vedono proprio nei nostri volontari un punto di riferimento. Sono anche categorie sociali, uso il termine categoria apposta, che da una grande fetta della popolazione vengono considerate disadattati, da rifiutare anche come problema e come necessità e come essere umano. Quanti invece non vi apprezzano perché potete dare fastidio, perché comunque penso magari arrivate con il camper, quindi questo tentativo di portare una buona parola laddove vige il disagio e magari andate a interferire con ambiti di sommerso che possono in qualche modo sviluppare la microcriminalità, la criminalità, insomma, visto che operate a Padova, e Padova da questo punto di vista almeno sembra avere una caratterizzazione molto simile alle grandi città italiane, no? Non sembra neanche un capoluogo di provincia. Ecco. Sì, sembra quasi uno snodo anche di certi traffici, no? Di certi traffici. No, lì vige la regola della massima discrezione. La nostra presenza è sempre molto discreta, è abituale, è pianificata e è in luoghi determinati, per cui chiaramente vogliamo anche non mettere assolutamente i nostri volontari in nessuna situazione di difficoltà con certi ambienti. Io spero anzi che la presenza di questi volontari in una zona che ripetutamente è stata descritta come in degrado, che invece adesso è sulla quale si stanno facendo degli interventi di miglioramento, e spero che la presenza di Croce Rossa, io sono convinto che l'emblema di Croce Rossa deve rassicurare come chiunque, in guerra, che la Croce Rossa diventa la pettorina salvavita, perché bene o male tutti nemici o amici potrebbero averne bisogno. Tornando all'attività proprio della Croce Rossa italiana, si parlava abbiamo insomma così approfonditamente sviluppato quelle che sono le vostre mansioni sociali, ma siete ampiamente impegnati sul fronte sanitario. Sì. Quanto è importante divulgare con l'educazione sanitaria, cioè le norme di primo soccorso, quanto dovrebbero essere insegnate sin non dico dalle elementari, ma magari dalle scuole medie, in modo da creare anche una popolazione preparata a non farsi prendere dal panico di fronte agli eventi e magari a praticare quelle 2 o 3 cose che possono essere importanti nell'attesa che arrivi il personale sanitario, magari stando al telefono con il 118. Sì, questo è un argomento molto, molto interessante. Ci siamo chiesti quale sia il modo migliore per trasmettere questa conoscenza delle manovre salvavita nella popolazione, e anche perché effettivamente nel nostro territorio, fra i nostri concittadini, la conoscenza di queste manovre è abbastanza limitata. Purtroppo le nostre ambulanze, quando intervengono, trovano spesso delle persone dei presenti che si sono limitati a guardare e incapaci di intervenire. Per fortuna invece esistono delle manovre che possono essere messe in atto anche da persone senza una formazione sanitaria specifica, ma con un minimo di informazione, con un minimo di conoscenza di queste manovre. E la divulgazione segue diverse strade.
e siamo presenti nelle scuole, ci sono alcuni licei, alcune scuole superiori della città di Padova che hanno proprio inserito il nostro intervento formativo tradizionalmente nel programma scolastico per tutte le loro classi. Torniamo a parlare dell'educazione subito dopo la pubblicità, perché è interessante appunto capire quanto è importante l'educazione sanitaria, che spesso è anche quello di dire chiamate il 118, perché tanti non ci pensano immediatamente. Torniamo subito dopo la pubblicità. Siamo tornati in studio, i 1000 volti delle 1000 attività della Croce Rossa Italiana. Ne stiamo parlando con Luigi Bolognani, presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Padova. Si diceva prima di avere il break la necessità di educare, no? Un'educazione sanitaria, anche piccoli accorgimenti, tipo quello che se vedi una situazione in cui una persona è coinvolta chiama il 118 immediatamente. Perché molti non lo fanno, o sbaglio? O fanno una cattiva chiamata di soccorso, cioè sono in preda all'agitazione, forniscono informazioni incomplete, informazioni sbagliate e non aiutano gli operatori del soccorso ad intervenire correttamente e rapidamente. Infatti nei corsi di formazione, di educazione sanitaria, di formazione al primo soccorso, uno dei punti cardini è proprio questo: insegnare a fare una buona chiamata di soccorso, mettendo un po' in ordine le idee, senza lasciarsi prendere dal panico, fornendo le informazioni corrette e aiutando l'ambulanza a raggiungere il luogo del malore o dell'infortunio nel più breve tempo possibile. Queste sono delle nozioni che dovrebbero essere davvero diffuse a tutta la popolazione. Meglio ancora se le persone sono in grado di attuare delle semplici manovre che possono andare dall'assistenza di base fino all'utilizzo del defibrillatore automatico, che adesso è tanto in voga e stiamo cercando per il quale stiamo cercando di formare il maggior numero di persone. Perché voi fornite le ambulanze, la Croce Rossa, che è una realtà fatta, lo ribadiamo, di volontari, però lavora con il 118, con il SUEM. Esatto, il coordinamento di tutti gli interventi di soccorso sul territorio è una competenza specifica delle centrali provinciali del 118. E per erogare questi interventi di soccorso il 118 si appoggia anche a Croce Rossa. Nella provincia di Padova sono presenti ambulanze di Croce Rossa nella città di Padova, ma anche in alcune realtà provinciali come nell'Alta Padovana a Carmignano, a Tre Baseleghe, poi a Vigonza, a Vigo d'Arzere, a Selvazzano Dentro, Maserà di Padova. Sono tutte realtà in cui al sistema di soccorso del 118 si aggiungono anche i mezzi di Croce Rossa sotto il coordinamento ovviamente della centrale operativa 118. La Croce Rossa ha una sede provinciale oppure c'è anche varie sezioni a seconda dell'aggregazione dei volontari? Perché lei diceva se c'è una Croce Rossa, ha citato delle località, perché lì c'è una concentrazione di volontari per cui è nato un presidio? È nata una sede, sì. Allora c'è un comitato provinciale di Croce Rossa che copre l'intera provincia, all'interno del quale ci sono dei comitati locali, quindi delle realtà autonome in sviluppo come Selvazzano Dentro, Vigo d'Arzere, Padova Sud che è l'area di Monselice, Terme Euganee che è l'area termale e altre sedi, Cittadella, Tre Baseleghe, Noventa Padovana, Maserà di Padova, Piove di Sacco. Sono tutte realtà in cui un numero di volontari, inizialmente si comincia con 10 o 15 e poi si cresce, alla fine forse riusciamo a toccare quest'anno il numero di 2000 volontari in tutta la provincia, è un numero ragguardevole. Sì. L'impegno di ogni volontario in ore settimanali? Dipende dal tipo di attività che svolgono e dalla disponibilità personale. Ah, quindi varia a seconda di quanto è variabile. E anche perché dipende molto appunto dal tipo di attività, chi fa ambulanza, chi fa soccorso in ambulanza, anche per mantenere un certo addestramento, una certa praticità nelle manovre, è operativo con una certa regolarità più volte al mese. Chi invece si dedica a dei progetti specifici può avere dei momenti durante l'anno in cui segue a tempo pieno il progetto e poi è meno attivo in altre parti dell'anno. A proposito di progetti, siccome ne avete tanti nella sede di Padova, ce ne elenca qualcuno? Anche purtroppo la violenza sulle donne è un tema che non perde smalto. Ecco, cosa state facendo? Purtroppo sì, quello è un tema che è sempre attuale, si intravede ogni tanto qualche barlume di speranza e poi le notizie sui giornali fanno
precipitare ancora un po' nello sconforto. E Croce Rossa ha un progetto in collaborazione col Comune di Padova di soccorso e tutela delle donne vittime di violenza, e vengono erogati degli interventi in emergenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle situazioni in cui la donna vittima di violenza va a rivolgersi per forza di cose ai pronto soccorsi, alle autorità di polizia, e noi collaboriamo con questi soggetti per offrire a queste donne un rifugio sicuro per le prime ore e per i primi giorni, e già questo è dare loro la possibilità di fuga. Perché voi avete delle realtà, quindi sempre dei contatti. Quindi ecco, il vostro ruolo sociale è abbastanza defilato rispetto al ruolo sanitario. Come mai? Fa parte della politica della Croce Rossa italiana? Beh, fa parte un po' anche della tipologia di attività, perché la sirena è la sirena e attrae l'attenzione di tutti. No, non direi che è una direttiva nazionale, anzi stiamo puntando sempre più a sviluppare progetti oltre che nel sanitario, nel sociale, nella risposta alle emergenze, alle catastrofi, nella sensibilizzazione dei giovani, nella diffusione di quelli che sono i principi di Croce Rossa anche fra la popolazione più giovane. Quali sono i principi di Croce Rossa? Che poi, perché lei prima diceva 2000 volontari, non sono pochi in provincia di Padova, 2000 persone specializzate che dedicano il loro tempo a aiutare gli altri, e potrebbero farlo tranquillamente soltanto nella loro sede preposta, perché per l'assistenza, il medico, l'infermiere sono lavori che comunque in qualche modo uno trova sempre ancora collocazione serve. Come mai si decide di fare tutto quello che fate a titolo assolutamente gratuito? Che cos'è che spinge a diventare un volontario della Croce Rossa? I motivi variano molto da persona a persona. C'è chi semplicemente si avvicina a Croce Rossa tramite magari un'esperienza, un amico già in Croce Rossa, o la necessità o la visibilità di Croce Rossa che attrae, e vedono un intervento in ambulanza e questo li affascina, gli fa percepire la possibilità di essere utili al prossimo, e quindi magari per un pretesto si avvicina al mondo di Croce Rossa e poi la scopre nella sua interezza una volta che è all'interno. E c'è chi invece entra già conoscendo quello che è il movimento internazionale di Croce Rossa, che comunque è l'organizzazione umanitaria più grande del mondo e quindi ha una sua notorietà insita. Ma si basa su che principi? Cioè, qual è la molla che attrae? Beh, ci sono 7 principi, 7 principi veri e propri, che sono l'universalità di Croce Rossa. Croce Rossa è presente in tutto il mondo. L'unità di Croce Rossa, c'è una sola società nazionale unica in ogni nazione, l'imparzialità, cioè il non schierarsi assolutamente da nessuna parte o politica o sociale, cioè in quelle divergenze che possono essere locali o addirittura internazionali, la neutralità, l'indipendenza, la volontarietà. A quanti sono arrivate? E non li ho contati, quindi tutti i principi di questo genere. Sì. E un volontario che appunto entra a fare il volontario nella sua area di residenza, poi magari, visto che appunto la Croce Rossa italiana poi si espande anche a livello internazionale perché ogni Croce Rossa nazionale poi afferisce ad un comitato internazionale, poi decide di ampliare la sua esperienza, oppure di solito uno fa il volontario di quartiere? Allora, ogni volontario, devo dire la verità, sente molto proprio le necessità del territorio, anche perché l'associazione è associazione proprio perché le persone condividono il loro tempo, condividono le loro esperienze, e quindi il legame con il territorio è molto forte. Ma mi sento di dire che non viene mai perso di vista quello che è il respiro nazionale e internazionale. Basti pensare che ad esempio la formazione dei volontari avviene non solo a livello locale ma anche a livello regionale, cioè il comitato regionale organizza la formazione, l'educazione di questi volontari, l'aggiornamento a livello anche nazionale, e poi qualche volontario viene attratto anche dai progetti internazionali, che è una cosa che ovviamente è di grande gratificazione e di respiro molto ampio. Sono in aumento i volontari? Sono in aumento soprattutto nella fascia d'età più giovane.
e un po' anche con l'ammodernamento che sta riguardando la nostra associazione negli ultimi anni, penso stia diventando sempre più attraente anche per quella popolazione giovane che vede in Croce Rossa un'associazione molto ampia anche nelle sue attività, e quindi riesce a trovare non solo la possibilità di fare volontariato, ma anche una certa identità in certi valori. C'è chi dice che chi si dedica ad azioni altruistiche alla fine risponde ad un egoismo individuale, no? Fare del bene è un'azione egoistica, un atto egoistico. Beh, se per egoismo intendiamo che facendo del bene ci si può appagare e si può tornare a casa soddisfatti, senz'altro è così. Poi ben venga questo egoismo, almeno appaga 2 persone o 3 persone, è un egoismo condiviso. Io ringrazio Luigi Bolognani, Presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Padova. Subito dopo la pubblicità abbiamo parlato in genere della Croce Rossa, dei vari progetti, ma entriamo proprio nel dettaglio pratico con un altro volontario della Croce Rossa Italiana che ci spiega proprio alcune manovre che possono davvero salvare la vita. Poi sono ancora più, queste manovre sono interessanti perché riguardano i bambini. Torniamo subito dopo la pubblicità. Grazie.